Una corsa contro il tempo per reperire i 2 miliardi di euro necessari a scongiurare l'aumento dell'IVA dal 21 al 22% previsto dal 1 luglio. Il tema è al centro dell'agenda dell'esecutivo guidato da Enrico Letta, ma i fondi scarseggiano e lo spettro è quello di una nuova stangata per le famiglie. All'incirca sui 200 euro annui, che si aggiungono ai tanti balzelli che negli ultimi tempi sono precipitati sulle spalle dei cittadini. Ma oltre che sulle tasche dei cittadini, l'aumento di un punto dell'IVA rischia di avere un impatto devastante sull'intero sistema economico, interessando circa il 70% dei consumi totali, esclusi i beni alimentari di prima necessità. Se si contraggono ulteriormente i consumi, diventa difficile pensare che si possa rilanciare i consumi, rilanciare l'economia. A lanciare l'allarme è la Confcommercio, che giudica il previsto incremento un'ennesima calamità sui consumi. Noi anche come Confederazione stiamo cercando tutti i modi possibili per dissuadere il governo evidentemente a questa che sarebbe, io credo, forse la mazzata finale. Già l'aumento dell'IVA dal 20 al 21% decretato dal governo Berlusconi nel settembre del 2011 aveva avuto effetti assai negativi sui consumi in una situazione generale comunque meno pesante di quella attuale. Ora la Confcommercio ipotizza che l'incremento potrebbe spazzare via altre 26.000 imprese in Italia, circa 2-3.000 in Veneto. Ci sono una serie di fattori che fanno pensare che se velocemente non si inverte la rotta e non si ridà un po' di linfa ai consumi, un terzo delle aziende da qua a fine anno avrebbero veramente grande difficoltà a restare sul mercato.